Allora, come professor, rispondiamo anche un po' ai messaggi, l'ho Sì, accennato brevemente, vediamo un po' ben di delle volentieri. spiegazioni. Allora, il primo è quello relativo proprio alla, eccolo qui, è vero che no, questo è un altro ancora, è vero che che il compenso che avete è inferiore alle spese che avete, come fate a campare? Ovvio che poi conviene produrre prodotti geneticamente modificati. E allora qua ci colleghiamo al discorso anche del geneticamente modificato. Andiamo a rispondere a questo, poi prendiamo anche gli Allora, altri. intanto è vero, lo confermo, l'ho detto prima, che in questo momento si vende sotto il costo di produzione. Il costo di produzione per quello tardivo, quello seminato a pieno campo, trapiantato a pieno campo, è intorno ai 40 centesimi al chilo per un'azienda, mentre quello con la forzatura invernale per averlo in primavera si raddoppiano i costi, quindi costa 80 centesimi. Quindi la media tra uno e l'altro è intorno ai 50, 55, 60 centesimi per un'azienda. Spesso e volentieri l'azienda, portandolo nei mercati alla produzione, quindi facendo una lavorazione intermedia, lo vende bene, bene al di sotto. Se si approccia poi a confezionarlo direttamente e portarlo ai mercati generali, non riesce comunque a coprire le spese. Ecco perché è importante che ci sia l'indicazione geografica protetta, perché va a fare chiarezza su quello che proviene da quest'area piuttosto che da prodotti concorrenti, di altri produttori ovviamente, quindi nulla No, no, contro a chi sta facendo stessi sacrifici che facciamo noi, però il loro radicchio deve essere chiaramente messo in etichetta che proviene da un'altra parte e che non potrà mai chiamarsi chioggia, perché chioggia abbiamo detto che ha dei valori. Il ragionamento legato a conviene mettere, ho scritto ho visto OGM. Beh, l'ibrido, diciamo che la caratteristica dell'ibrido è che non è riproducibile per un'azienda, viene riprodotto diciamo in laboratorio, è una forzatura quella che sto dicendo, però non avendo io la possibilità, raccogliendo il fittone, di produrmi il seme, è chiaro ed è evidente che io dipenderei, no, dalle case sementiere. Allora il problema è quello di voler mantenere una propria libertà produttiva, sì, è ovvio, è probabilmente, scontato certo. che sia questo, bisogna quindi, anche se noi offriamo, perché se ogni produttore si produce il proprio seme, il risultato finale di quel radicchio non sarà un radicchio di chioggia standardizzato. Allora lo si deve comprare, quindi è un messaggio che rivolgo al consumatore tutto, è meglio comprare con gli occhi, solo con gli occhi, è il messaggio che Infatti allora la riconoscibilità che ci tutto scrivevano prima. uguale, tutto bello, pezzatura, tutto quanto uguale, o è meglio avere un prodotto che anche se è un po' diverso, però ha quel tipo di caratteristica e quella originalità certa. Io credo che sia meglio la seconda. È chiaro che il lavoro del consorzio oggi, tra l'altro i produttori e i confezionatori non sono obbligati ad aderire al consorzio. È chiaro che aderiscono nel momento in cui vedono che il consorzio si sta attivando, no, per un interesse collettivo. Allora, noi il messaggio che stiamo tentando di dare in questo momento alla signora Maria è che se si troverà di fronte in uno scaffale due cassette, Sì. una con un prodotto tondo, generico, che può essere ibrido o anche no, e un radicchio IGP, possa scegliere il radicchio a indicazione geografica perché ha tutti questi valori di origine certa, di garanzia intrinseca e di storia, di valori che partono da lontano. Ai stessi soldi, io dico, c'è un messaggio che noi vogliamo lanciare come consorzio, perché c'è un accordo tra i confezionatori di offrirlo ai stessi soldi dell'altro. Quindi teoricamente dovrebbe essere lo stesso prezzo. Eh sì, tenendo in considerazione il fatto che purtroppo viviamo in una situazione di crisi economica, che c'è un calo del consumo in ortofrutta, un po' in termini generali. Il radicchio resiste in questa, perché il rosso piace, quindi
all'interno della quarta gamma, dentro le buste, c'è la presenza del radicchio, quindi non è che sia calato poi Però comunque c'è una più di domanda tanto. minore, esatto. Io lo interrompo solo un secondo, poi Sì. riprendiamo il discorso, abbiamo una telefonata. Pronto? Buongiorno a lei e al suo ospite. Buongiorno. Buongiorno. Piero da Zero parla. Sì, Mi ha fatto vedere tante belle robe. Sono un vecchio agricoltore, ho 75 anni. Non ho mai fatto veramente l'orticoltore. Beh, insomma, ultimamente mi tocca farlo, adesso ho smesso. C'è bei discorsi del presidente, però ho visto che funzionava il radicchio Chioggiotto, che era dei cassetti che a volte pire 3/4 del peso per pagare la cassetta. 3/4 del peso del radicchio per pagare la cassetta. Allora, sa chi paga, chi sostiene? Il produttore e il consumatore. Il produttore lo svende, fa perché fare un giro, un anello circolare, una ruota, perché se si fermano è morto. E il consumatore finale paga, deve pagare. E tutti in mezzo. Però una cosa, una volta non c'erano nei consorzi né niente, non c'erano. E la gente portava come portava, lei era lavorato male, però viveva, faceva un po' di soldi. Adesso cooperative, consorzi, tutto quanto, carte, cartine, cartoni, se tutto quanto a cavar via quello che produce. Se inutile che vuoi il reddito per i campi, è il reddito, se non c'è reddito, neanche più il radicio, mi so sto radicio di Trevisan, non so quest'anno cosa chi farà. L'anno scorso non se ne mai, quest'anno sarà ancora peso. Una volta il radicchio rosso di Treviso durava un mese senza frigo, senza niente, però ci volevano 10 radicchi per fare 1 chilo. Adesso per fare 1 chilo bastano 3 radicchi. Allora cosa si mangia? Erba o radicchio o insalata. Questo, salve, buongiorno. grazie del suo intervento. Buongiorno. Ha tirato fuori diverse questioni, signore. Allora vediamo di rispondere Intanto io sono un produttore e quindi capisco e comprendo, è chiaro, se non c'è reddito non si può andare avanti. Dice il peso della cassetta. Dice. Il costo del consorzio, così gli lancio un messaggio a un vecchio produttore, 75 anni. Io faccio il presidente del consorzio a titolo gratuito, quindi volontario. Ma perché volontario? Perché credo molto in questo tipo di attività, di lanciare questi messaggi, quindi di costruire un percorso, no, che debba vedere il prodotto a indicazione geografica protetta arrivare fino al consumatore. È l'unica strada di differenziarsi rispetto agli altri. Quindi noi abbiamo un consorzio che costa niente, abbiamo appunto un presidente che non costa niente, noi chiediamo ai nostri associati 100 euro, che è una pizza, no? Costa 100 euro anche per un produttore iscriversi al CSQA e poi ogni anno 90 euro. Ci sono Perché dico questo? Perché alla fine non è il costo di essere dentro a un sistema. La cassetta ha un valore, ma noi abbiamo detto prima che ci assumiamo questo onere ulteriore. Perché oggi siamo come agricoltori. Come agricoltori, ma anche come confezionatori, perché è il confezionatore che la paga. Non a discapito del consumatore, perché abbiamo detto ai stessi soldi del prodotto generico. Ma perché? Perché dentro a quella cassetta c'è tutto, c'è appunto la storia, il nostro percorso. E allora oggi siamo in una guerra commerciale a 360 gradi. Cioè, se l'affare Radicchi vale, senza esagerare, qualche miliardo di euro, è chiaro che chi è o si presta a volerlo essere il gestore complessivo, quindi io gestisco il seme, io gestisco la distribuzione, a tutto discapito nostro. I tempi sono cambiati, una volta bastava produrre, si vendeva, ma adesso non è sufficiente produrre, anche perché si produce in tutto il mondo, quindi le concorrenze, certo. Quindi questa è la guerra. Noi abbiamo un valore intrinseco, che è il Made in Italy, che sono i prodotti a marchio, e dobbiamo far emergere.
L'Eurobarometro, che valuta la percezione da parte dei consumatori europei sul valore e quindi la conoscenza delle DOP IGP, oggi si attesta sotto a un 10%, 8-7%. Quindi noi abbiamo da lavorare in questo, crediamo in quello che facciamo. Anzi, ogni anno stiamo investendo proprio per creare le migliori condizioni che poi sia il nostro prodotto che possa essere acquistato. Ed è chiaro che nel momento che sarà solo il nostro prodotto, la vedo dura perché bisogna muovere ostacoli che sono estremamente importanti. Faccio un esempio: in questa guerra commerciale noi siamo la cavalleria, andiamo con la sciabola, di fronte abbiamo dei carri armati che ci possono... Ma perché? Perché loro hanno i poteri finanziari, economici, che possono condizionare tutto quanto il sistema. E solo mettendosi insieme, tra l'altro, il mondo della produzione deve necessariamente mettersi insieme. Questo non lo si fa perché sono i numeri stessi che stanno... Ma perché anche sono tutti piccoli agricoltori, insomma. Sì, individuale, io ho la mia isola, io sono il migliore, il mio prodotto non si deve confondere, e tutte queste storie qua, che per certi versi possono anche essere comprensibili, però c'è un'indicazione che parte dai regolamenti comunitari del 1995, 92, 95, che hanno segnato questi percorsi, e sono le organizzazioni produttori e i prodotti a marchio. Ecco, la cosa che bisogna che si faccia è mettere insieme queste due realtà, perché il mondo della produzione va organizzato sicuramente. Quindi ecco, un mondo organizzato va promosso, ed ecco la logica dei consorzi di promozione e di tutela, e poi ovviamente c'è quel rapporto diretto con la commercializzazione che sono il consumatore stesso. Quindi dobbiamo crescere un po' tutti quanti in questo. Noi abbiamo degli esempi importanti che è il Trentino Alto Adige, laddove si sono messi insieme e rappresentano le organizzazioni produttori il 99% della produzione. Credo che qualche interessante risultato per chi produce mele, no? La Melina, Val di No sì, e le altre, assolutamente l'hanno conseguito. si sia ottenuto. Ecco, l'altra osservazione che faceva il telespettatore relativamente ai tempi di produzione, al fatto ha detto è erba praticamente, come fa a essere radicchio, faceva riferimento a quello di Treviso, per carità, periodo di produzione, eccetera. Cos'è cambiato? Mutuandolo su quello di Chioggia. Diciamo che l'evoluzione comunque massale, genetica del prodotto, di un seme autoprodotto dal produttore, porta ad un aumento del peso che si può realizzare per ettaro, ma non è quello che fa diventare. Io credo che la bontà gustativa del prodotto sia rimasta intatta, soprattutto chi produce il radicchio a indicazione geografica protetta, perché comunque sta perseguendo un disciplinare. È chiaro che se io faccio attività promozionale, no? La faccio non solo per radicchio a marchio, rischio di farla anche per gli altri produttori che producono. Allora questi hanno una fase di vantaggio, ma che bisogna comunque ostacolare, perché i consorzi sono di promozione ma sono anche di tutela. Ecco, infatti, e qui si collega il messaggio. Chiedo alla regia se magari ce lo rimetti in onda, così lo possiamo direttamente leggere anche al Presidente, vediamo se riusciamo a rimetterlo in onda. Cioè sostanzialmente che è un fattore, appunto, come lei accennava, di conoscenza. Sì. Cioè la grande distribuzione ha dei poteri forti, riassumendo, che se li sa giocare. I consorzi devono avere l'onere di aiutare questi piccoli produttori con un'attività di cultura generale, certo. Cioè in modo che tu scegli quel prodotto perché voi avete fatto un'attività di semina, in certo qual modo, di conoscenza e di consapevolezza da parte del consumatore, ma non possono farlo, diceva il messaggio, i piccoli agricoltori, deve essere come perché non possono competere con la grande distribuzione che ha strumenti diversi. Questo dovete farlo voi, quindi marchio IGP, del radicchio di Chioggia, il radicchio di questo, la mela tal dei tali, è un prodotto buono per queste ragioni,
ti convinco consumatore, alla fine io consumatore sono talmente convinto di questo che andrò a cercarlo. Però loro giustamente non hanno gli strumenti piccolini di poter fare questa campagna, dovete essere voi a farla. Ma sicuramente sì. Questo è in sintesi il messaggone che è arrivato. No, no, ma è valido come messaggio. Io vado anche controcorrente. Io non sono un grande produttore, però credo in questi strumenti e vado controcorrente nel dire che la grande distribuzione fa la sua parte. Anzi, in tutto questo meccanismo di sistema, noi dobbiamo trovare quegli elementi di alleanza con la grande distribuzione. Cioè loro stanno facendo dei messaggi anche molto positivi, infatti i banconi dell'ortofrutta sono sempre all'inizio, quindi è un messaggio per dire consumate questi prodotti. Questi prodotti sono di qualità. Allora dopo vediamo che tipo di tutela ci può essere. Sono dei messaggi molto importanti. Se il radicchio a un produttore, sempre radicchio tipologia Chioggia o il Chioggia IGP, noi oggi lo vendiamo sotto costo di produzione, mentre lo troviamo alla grande distribuzione a 2 euro, 2 euro e mezzo, 3 euro, di chi è la colpa? Della grande distribuzione che cattivona, ne approfitta, o del produttore che andando in maniera individuale non fa altro che abbassare continuamente pur di vendere il prodotto? Quindi il peso contrattuale va esercitato nel momento in cui c'è un gruppo di produttori, l'organizzazione del produttore potrebbe farlo, questo esercizio nei confronti della grande distribuzione, offrendo un prodotto che abbia un appeal verso il consumatore, quello che stavo dicendo prima. Certo, no, questo è fondamentale. Io devo interrompere perché abbiamo la pubblicità che incombe, per cui dopo torniamo e rispondiamo anche agli altri messaggi.